La CGIL di Agrigento e la Filti CGIL denunciano gravi carenze del servizio di trasporto svolto dalla SAES Trasporti sulla tratta Agrigento-Catania, una delle più frequentate e strategiche della nostra provincia, anche perché collegata direttamente con l'aeroporto di Catania Fontana Rossa. Da tempo, segnalano le organizzazioni sindacali, arrivano numerose lamentele da parte dei passeggeri per l'utilizzo dei pullman non adeguati, in particolare privi di servizi igienici a bordo, una condizione inaccettabile considerata la durata del viaggio e l'elevato numero di utenti che ogni giorno usufruiscono del servizio. Parliamo di un collegamento essenziale per i cittadini, lavoratori, studenti e viaggiatori, dichiarano i segretari generali di Alfonso Buscemi e Franco Pirrera della CGIL di Agrigento, che deve garantire standard minimi di comfort e dignità. L'assenza del bagno a bordo rappresenta una grave criticità che non può essere ulteriormente tollerata. CGIL e Filti CGIL chiedono quindi alla SAES Trasporti di intervenire immediatamente mettendo in servizio mezzi idonei e conformi alle esigenze di una tratta così importante. In mancanza di un intervento urgente e risolutivo, concludono Buscemi e Pirrera, si rischia seriamente di mettere in discussione la continuità di un servizio pubblico fondamentale per il territorio agrigentino.